vogliamo cominciare con una bella preghiera. Più che la preghiera vogliamo, se possibile, sentire se ci hai preparato la poesia, così almeno, va bene? Perfetto. Pace a tutti. Non ce l'avevo preparato. Pastore, vuoi venire te? Come stai? Oh, mamma mia. Finalmente ci sono, scusatemi, ma non l'avevo preparato. Allora, grazie al Signore e lodiamolo anche con la poesia. È troppo bello per essere vero. Eppure è vero, sia lode a Gesù, che ci ha fatti figli dell'Onnipotente, chiedendo soltanto di credere in Lui. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato. Noi, vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi sia chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé lo Spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto, guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero,
Eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con lui. Amen. Gloria a Dio, che è troppo buono. Troppo buono il Signore. Ok. Eh, Come voi sapete, abbiamo visto che è una considerazione che voglio fare con voi è che in questo paese, diciamo in tutto il mondo, no? Dopo 2000 anni Gesù Cristo continua a essere una, una controversia, no? Perché, ad esempio, io parlavo con una signora della nostra associazione che abbiamo Non Sei Solo, eccetera, eccetera, e possiamo parlare con tante persone, finché parliamo di Dio è un punto che ci troviamo tutti d'accordo, perché sappiamo che c'è un Dio e ognuno lo può chiamare un po' come vuole, però Dio c'è effettivo, no? Però nel momento che noi parliamo di Gesù Cristo, di già qualcuno si vuole staccare di questa cosa. Ma non è un problema di oggi questo, è un problema da quando Gesù Cristo è arrivato, che ha creato controversie, ha creato diverse opinioni, perché se vediamo bene Matteo 17, 5-17. Matteo 5,17 dice: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento, perché in verità vi dico che affinché non sia passato cielo e terra, neppure un'iota o un apice passerà della legge senza che tutto sia adempito. Bene? Ma questo lui perché lo aveva detto? Perché tante persone quando lui è arrivato ha cominciato a predicare che non c'era più questo, le hanno chiesto se lui voleva cambiare quella legge. Lui non è venuto per cambiare la legge, lui è venuto da noi per adempiere quello che noi, eh, quello che noi dobbiamo fare, che è arrivare nello braccio di Dio. Allora, però questo che le volevo fare presente, che questi sono i problemi di oggi, continuiamo a essere sempre lo stesso problema. E quindi noi come cristiani dobbiamo essere sicuri di quello che professiamo, che Cristo è la via. Se no, lui aveva detto, io sono una delle vie, invece adesso io sono la via, è una via sola, non diverse. E quindi quando noi andiamo a parlare di Cristo con qualsiasi persona, penso che questo è il versetto più chiaro che possiamo avere. Quindi io spero che ognuno di noi sia consapevole, che anche domenica scorsa abbiamo parlato della consapevolezza che dobbiamo avere noi come cristiani. Anche questo è un punto fermo che noi dobbiamo avere quando siamo a parlare con qualcuno, parlare di Gesù Cristo. Quando arriviamo a Dio siamo tutti d'accordo, quando arriviamo a Gesù Cristo c'è qualcuno che dice no, ma lui era questo, lui era Dio che si è trasformato in uomo per farci capire a noi che carnalmente si può fare tutto quello che lui ha fatto, non con l'essenza di Cristo, sua. E sì, perché noi abbiamo l'essenza di Cristo dentro. Per quello Satana non può cambiare la tua benevolenza che c'hai dentro, non la potrà mai cambiare, perché Dio ti ha dato quello Spirito Santo che hai dentro, che nessuno può toccare. E quindi dobbiamo essere consapevoli di questo. Amen. Amen. Possiamo, Valdirene, fare una bella preghiera così almeno prepariamo tutti per cominciare a sentire il pastore che cosa
cosa ci tiene, e poi il fratello Talis, mm? Per i bambini. Ecco, così preghiamo per i bambini e così passiamo alla classe felice. Vieni. Signore, ti ringraziamo per questa opportunità che ci hai dato di stare qua nella tua casa, Signore, per benedire e lodare il tuo nome, Signore. Ti preghiamo di preparare i nostri cuori, Signore, aprire la nostra mente perché possiamo ricevere la sua parola, Signore, metterla in pratica nella nostra vita quotidiana, Signore. Ti preghiamo ora per questi bambini, anche loro, Signore, di aprire il loro cuore, di darmi le parole giuste, le tue parole, quelle che vuoi che loro possano imparare, Signore, che tu possa, Signore, usarmi per trasmettere a questi bambini tutto quello che è della tua volontà. Ti ringraziamo per tutto, nel nome di Gesù ti chiedo, amen. Ora mettiamoci tutti in piedi. Se abbiamo il fratello Talis. Il fratello Talis pregherà un po' per le offerte. Pace a tutti. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Te apresentamos cada um dos Teus filhos que irão ofertar e dizimar na Tua casa, Senhor. Continua abençoando todos, dando a cada dia Sua graça, saúde, Senhor, para trabalhar. E também, Senhor, te pedimos por aqueles que ainda não trabalham, Senhor. Que o Senhor possa, pela Tua infinita misericórdia, abrir uma porta, Senhor, para que o Teu filho e a Tua filha possa Te honrar, ó Pai, com os dízimos e ofertas na Tua casa. Deus eterno e santo, muito obrigado por tudo. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Adesso, sorella Priscilla, per lodare ao Senhor com cântico pela recolta della offerta. Saluto a tutti con la pace del Signore. Lodiamo insieme quel numero 578. 578. Alleluia. Come il cervo nell'acqua, l'alma mia brama solo te. Sei tu sol ciò che il cuor mio brama e voglio adorare te. Da te sol prendo forza, Dio, in te sol posso riposare.
ciò che il cuor mio brama e voglio adorare te. Cantiamo da capo. Come il cervo, l'alma mia brama solo te. Sei tu sol ciò che il cuor mio brama e voglio adorare te. Da te sol, da te sol prendo forza, Dio, in te sol posso riposar. Sei tu sol ciò che il cuor mio brama e voglio adorare te. Da te sol prendo forza, Dio, in te sol posso riposar. Sei tu sol ciò che il cuor mio brama e voglio adorare te. Amen. Pace a tutti. Che meraviglia poter essere qui con voi per adorare il Signore. Sono felice di vedere Ivanette. Siamo in preghiera per Giuseppe finché lui si riprenda velocemente e così possiamo averlo con noi. Preghiamo anche per Giuseppe Petriccioni, perché bisogna anche che che il Signore possa operare nella sua vita nell'area della salute. E vedere tutti i miei fratelli, felice che c'è Jean con noi, anche Alba, Giulia, è una gioia avervi qua con noi. Che Dio vi benedica. Mettiamoci in piedi, leggiamo la parola di Dio. Vorrei invitarvi a aprire la Bibbia sul Vangelo di Matteo, capitolo 13, dal versetto 13 al 16. Gloria al Signore. Stamattina è stata una mattina molto benedetta a Firenze e so che stasera non sarà diversa. Io dico sempre, sono contento per la vita dei fratelli, dei 9 operai. Stamattina ho parlato di quelli che sono stati consacrati, diacono Wallace, e c'è anche a Firenze il diacono Maurizio. Adesso in quella base abbiamo 2 diaconi e qui noi abbiamo sia un presbitero e un diacono che è il fratello Remo con la sua famiglia. E so che il Signore sta lavorando e ogni famiglia viene curata, assistita, guidata, accompagnata. Io mi sento più, non dirò più tranquillo, perché so che ci sono tante cose da fare, ma sono, diciamo, sollevato di sapere che dove non posso arrivare io, arriverà fratello Talis, arriverà fratello Remo e assisterà la congregazione come merita, come bisogna. Amen? Siano i neofiti, le vedove, come prevede la parola, come i malati, come i necessitati, come i bisognosi. E così ho detto stamattina vorrei
che adesso che abbiamo 2 diaconi a Firenze, che almeno una volta alla settimana la sorella Arte venga visitata. Adesso abbiamo 2 diaconi, se uno fa una settimana, l'altro un'altra, il pastore un'altra, e quindi nel mese lei avrà 4 visite buone, no? E le sorelle fanno un'altra. E qua la stessa cosa, ci sono i fratelli da visitare, io volevo molto fare di più di quello che faccio, ma i miei limiti sono tanti, e adesso con questa situazione dei piedi, quando ho finito il culto a Firenze non riuscivo a muovermi, sono rimasto seduto, che non riuscivo a dare un passo. I fratelli che mi prendevano per le ali e mi portavano, perché ero già dopo la predica, mi sento molto stanco. Ma vorrei condividere questa parola con voi e ringraziare Dio per la vita della famiglia, delle famiglie che operano per la gloria di Dio. Amen. Dice la parola così, Matteo 13:13: per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono, né comprendono. E si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: voi udrete e non comprenderete, guarderete e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odono con gli orecchi, non comprendono con il cuore, non si convertano e Dio non li guarisca. Ma beati gli occhi vostri, perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. In verità, io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. Amen. Padre, in questo momento innalzo questa preghiera per il mio fratello Giuseppe, che è ancora in attesa di questo intervento. Ti prego, Signore, che tu possa stendere le tue mani sulla sua vita, dandogli la grazia, la forza, che la tua presenza sia con lui in questo difficile momento e che tu possa raggiungerlo in questa preghiera attraverso il tuo Spirito Santo. Ti prego, Signore, anche per l'altro Giuseppe, che sia lui sollevato dei suoi dolori, dei suoi problemi, che possa ritornare e essere qui con noi, perché ci teniamo di averlo con noi in comunione, in gioia, come è sempre stato, che tu possa sostenerlo nei suoi bisogni, siano fisici che psicologici, Signore. Continua anche, Signore, ad operare. Ti prego per Gabriele, per la famiglia di Valdireni e per tutti quanti hanno bisogno della tua grazia e di tornare alla tua presenza, perché allontanati sono, ma non possono restare così lontani. Che tu possa raggiungerli oggi tramite il tuo Spirito e che possano sentire nostalgia della casa del Padre e di tornare e di essere qui con noi, Signore. Ti prego nel nome di Gesù per la famiglia di Remo che ha avuto questo weekend scorso, questa consacrazione tramite le mani del presbiterio e del pastore. Anche fratello Thales, che riceve questo compito impegnativo e così pesante, che possano loro svolgere la tua volontà e la tua parola e fare, Signore, tutto quanto hanno bisogno di fare nella tua casa, nel tuo regno, e di essere quelli che il Signore, te, Padre, hai voluto per la loro vita, che tu possa dargli la grazia, la saggezza e la guida del tuo Spirito insieme alla loro famiglia. Continua, Signore, con la Giulia. Ti ringrazio per la sua vita,
Ti ringrazio, Signore, per la sua fede e so, Signore, che l'opera che tu hai iniziato, tu la adempirai per la tua gloria e vedremo tutta la famiglia Sanchez resa ai tuoi piedi, come tanti altri che ancora non partecipano e non ci sono, ma ti prego che anche loro possano avere la possibilità, Signore, di essere qui, non il diritto, perché non abbiamo diritti, ma che loro possano avere la grazia di essere qui nella tua presenza, perché è privilegio. Ti ringraziamo e ti prego, Signore, anche per la missione, per tutti i miei fratelli che operano in Italia, fuori Italia, nel mondo, per la tua gloria. Continua con Pastore Roberto, con la sua moglie, missionaria Irassi, e tutta la Chiesa anche lì in Brasile. Continua con noi, dacci la tua grazia, nel nome santo e potente di Gesù. Ti prego anche, Signore, per la famiglia di Sabrina, per la Laila, che tu possa raggiungerli in questo momento difficile di perdita, che il tuo Spirito Santo possa portare la consolazione e che loro possano essere sollevati di questi dolori, di questa mancanza. Nel nome di Gesù, Signore, è questo che ti chiedo. Amen. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Amen. Accomodatevi. Ecco José con noi, gloria a Dio. Amen. Lui che parte il 19, va via 19 o è 18? 18. Lui va via 18 in Colombia, dopo torna, se Dio vuole. Amen. Preghiamo per lui, per il suo viaggio, e sono felice per trovare in Italia cari fratelli. Dio è grande, no? Ci fa incontrare, uno di un modo, un altro di un modo. Avete già pensato com'è il Signore, il regno di Dio? Uno di un modo, un altro che si veste di un modo, un altro che si veste di un altro modo, un altro che parla di una lingua, un altro parla un'altra lingua, ma abbiamo una cosa in comune e questa cosa basta. Gesù, che ci metti in una stessa linea, in uno stesso livello, e si compierà, oggi vediamo, ma si compierà in cielo quando la parola dice, no? Che lì ci saranno uomini di tutte le tribù, di tutte le nazioni, di tutte le lingue. Amen? Perché lui ha acquistato per sé uomini di tutte le tribù, di tutte le razze, lingua, popolo e nazioni. Alleluia. Fratelli, io vorrei condividere, se il Signore mi permette, questa parola, e vorrei chiedervi preghiera perché il Signore mi guidi a ministrarla. Quando nel capitolo 13 di Matteo Gesù parla della parabola del seminatore, lui parla in parabola, e nel versetto 13 lui dice: per questo parlo loro in parabole. Lui spiegava perché parlava di quel modo, perché usava quel linguaggio. Lui poteva essere più diretto, obiettivo. Chi non piace, a volte usiamo l'espressione sincerità, ma non è che Gesù non era sincero. Gesù parlava di un modo che loro potevano capire, perché loro erano ebrei e erano di quell'epoca, e tutto che Gesù parlava di modo che era possibile capire. Infatti, quando Gesù dice nel versetto 13 che non comprendono, che non vogliono ascoltare, Gesù parla la causa perché non capiscono. Non era mancanza di intellettualità o di intelletto, di conoscenza. Era mancanza di sensibilità. Nel versetto 15, la profezia che Gesù ha citato dice: perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, ossia
Non era che loro non avevano capacità di capire, di comprendere, non era questo. È come ci sono persone che vedono una cosa e dicono non sono capace di farlo, non sono capace di tradurre, o non sono capace di dire, o non sono capace di eseguire. È vero che esistono cose che sono più difficili. Infatti questo linguaggio che Gesù usava era un linguaggio che non era diretto, ma era un linguaggio comprensibile dai giudei. Loro potevano capire, avevano la capacità perché avevano l'abitudine di parlare così. I rabbini di quell'epoca parlavano in parabole, perché tramite le parabole esercitavano il ragionamento degli studenti, ossia i seguaci di quel rabbino doveva svolgere la capacità di decifrare, si dice così, come un codice quella parabola. Ma non era una questione impossibile. Aveva bisogno di camminare con quel rabbino per capire qual era la base della sua difesa, come una tesi che uno difende. Allora ogni rabbino aveva la sua difesa di tesi, di linea teologica, diciamo così. Quindi quei uomini non erano capaci perché non riconoscevano Gesù, non seguivano Gesù. È questo punto che vorrei entrare in riconoscere. Se noi non riconosciamo, non saremo sensibili. Se non siamo sensibili, non saremo neanche partecipi. Possiamo ripetere questa scaletta? Riconoscimento, sensibilità, e dopo è? E dopo qual è la terza cosa che ho detto? Prima riconoscimento, dopo e dopo partecipi. Io faccio parte. Riconoscimento, sensibilità e essere partecipi. Uno non può essere partecipi se non riconosce e se non è sensibile. Non può. Uno non sarà sensibile se non riconosce. Tutto parte dal riconoscere. Io potevo parlare di diverse persone, potevo parlare di Saulo che non riconosceva, non era sensibile e non era partecipe, ma quando ha riconosciuto è rimasto sensibile e è rimasto partecipe. Io potevo parlare anche di altri personaggi, ma io vorrei parlare di un popolo che non era credenti, che parla giustamente di noi, i gentili, che non capivamo, non riconoscevamo, non eravamo sensibili e non eravamo partecipi. Quando Gesù parla nel capitolo 13 che i giudei non riconoscevano, non erano sensibili e non sono rimasti partecipi, lui parla anche a coloro che nel versetto 16 la parola dice: ma beati gli occhi vostri perché vedono. Questo viene di riconoscere. E i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. Riconoscere, sensibilità e partecipi. Loro erano partecipi di cose che altri non hanno potuto partecipare. Chi erano questi? I gentili.
erano le persone che i giudei disprezzavano, perché giustamente nella loro testa soltanto loro erano scelti da Dio per la salvezza, per il regno di Dio. Aspettavano e aspettano ancora il Messia. Per loro i gentili, i popoli strani non potevano fare parte del regno di Dio, non potevano essere ammessi al regno di Dio. Invece Gesù viene e dice: guarda, questo popolo che non porta il mio nome con sé, diversamente del popolo di Israele che portava il nome di Dio con sé, loro potevano non riconoscere, potevano non essere sensibili, potevano non essere partecipi, ma hanno creduto, hanno riconosciuto. Io vorrei parlare dei Gabaoniti. Capitolo 9 di Giosuè, la parola parla di un popolo che non era il popolo di Israele, che non erano gli ebrei. Anzi, i Gabaoniti erano discendevano dagli Amorrei. Seconda Samuele, capitolo 21, versetto 2, la parola parla che loro discendono dagli Amorrei. Chi erano gli Amorrei? Erano quel gruppo, quel popolo che hanno combattuto contro Israele. Era un popolo estraneo che non facevano parte della tribù di Israele. Anzi, avevano i loro idoli, avevano la loro abitudini, tutto diversa, e la loro regola diversa di Israele. Ma la parola dice che nel capitolo 9 di Giosuè loro riconoscono il Dio di Israele. Sa la cosa interessante che vedo? Non è che loro soltanto riconoscono la forza di Israele, non è che loro riconoscono la potenza di Israele, non è che loro riconoscono l'intelligenza politica di Israele, non è che loro riconoscono l'intelligenza tattica di guerra di Israele, no. Nel capitolo 9 la Bibbia parla che loro riconoscono che Israele aveva un Dio potente. Versetto 1 dice: tutti i re che erano di qua dal Giordano, nella regione montuosa, nella pianura e lungo tutta la costa del Mar Grande, di fronte al Libano, l'Ittita, l'Amorreo, il Cananeo, il Fereseo, l'Iveo, il Gebuseo, udirono queste cose e si adunarono tutti assieme di comune accordo per muovere guerra a Giosuè e ad Israele. Gli abitanti di Gabaon, dal canto loro, quando ebbero udito ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e ad Ai, agirono con astuzia. Partirono provvisti di viveri, caricarono sui loro asini dei sacchi vecchi e dei vecchi otri da vino, vecchi e ricuciti, si misero ai piedi calzari vecchi e rappezzati e dei vecchi abiti addosso, e tutto il pane di cui si erano provvisti era duro e sbriciolato. Andarono da Giosuè l'accampamento di Gilgal e dissero a lui e alla gente di Israele: noi veniamo da un paese lontano, fate dunque alleanza con noi. La gente di Israele rispose a questi Ivei: forse voi abitate in mezzo a noi, come dunque faremo alleanza con voi? Ma quelli dissero a Giosuè: noi siamo tuoi servi. E Giosuè a loro: chi siete? E da dove venite? Quelli gli risposero: i tuoi servi vengono da un paese molto lontano.
attratti dalla fama del Signore tuo Dio. Attratti dalla fama del Signore tuo Dio. Loro sono venuti riconoscendo chi? Dio. Poiché abbiamo sentito parlare di Lui, di tutto quello che ha fatto in Egitto e di tutto quello che ha fatto al 2 re degli Amorei di là dal Giordano, a Sicon, re di Gesbon, e ad Og, re di Basan, che abitava ad Astarot. I nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci hanno detto: prendete con voi delle provviste per il viaggio, andate loro incontro e dite: noi siamo vostri servi, fate dunque alleanza con noi. Ecco il nostro pane, le prendiamo caldo delle nostre case come provvista, il giorno che partimmo per venire da voi, e ora eccolo duro e sbriciolato. E questi sono gli otri da vino che riempimmo, tutti nuovi, ed eccoli rotti. E questi i nostri abiti e i nostri calzari che si sono logorati per il cammino molto lungo. Allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. Giosuè fece pace con loro e stabilì con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita, e i capi della comunità lo giurarono loro. Qual è stato il successo di questa alleanza? Loro sono rimasti vivi. Nel Nuovo Testamento Gesù si presenta come la via, la verità e la vita. Allora, questi uomini di Gabaon cosa hanno fatto? Questi uomini di Gabaon hanno preso la strada verso il popolo di Israele, perché hanno riconosciuto, hanno espresso così dicendo: abbiamo udito la fama del Signore tuo Dio, di come ha operato in Egitto, di cosa ha fatto per voi. Quindi loro hanno preso questa strada e quando sono arrivati là, loro hanno trovato salvezza. Loro non sono andati per essere grandi fra la gente di Israele, ma qual è stata la proposta loro? Che fossero servi di Israele. Era verità o bugia quello che dicevano loro? Era bugia, da dove venivano, cos'erano, ma loro sapevano che sarebbe l'unico modo che loro potevano rimanere vivi. Perché sapevano che la spada di Dio, non di Giosuè, scendeva lì e ammasserebbe tutti. Ma essendo consapevoli della potenza di Dio, perché Dio è potenza, ma Dio è anche grazia, hanno riconosciuto la potenza e hanno trovato la grazia. Quando una persona riconosce la potenza di Dio, trova la grazia di Dio in Gesù. Perché lo stesso Dio che fa giustizia e giudizio è lo stesso Dio che raggiunge l'anima con grazia tramite Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e che salva il peccatore dalla condanna, della morte, di peccato e di giudizio. Quando noi troviamo questi uomini di Gabaon, io vedo in loro qualcosa di diverso, non solo astuzia, perché la parola dice che loro sono stati astuti, agirono con astuzia. È diverso di furbizia, no? Astuzia è diverso di furbizia, perché astuzia vuol dire io sono consapevole, ma faccio questo per risparmiare, ma non per avere un guadagno,
ma per non avere un danno. Invece quello che age con furbizia agisce per avere un guadagno su o sopra qualcosa o qualcuno. Quando loro agiscono con astuzia, sembra una parola molto negativa, che nel portoghese noi usiamo audácia. Perché per agire con astuzia loro dovevano essere audaci, coraggiosi. Perché astuzia c'è anche dentro strategia. C'è anche dentro consapevolezza. Perché riconosce che se non agisce di quel modo, loro erano così, se non agissero di quel modo, sarebbe la loro fine. Non è che qui il testo sta proteggendo il bugiardo, no. Peccatori erano e con peccato nei loro limiti hanno agito, nella loro condizione umana hanno agito. Quante persone cercano il Signore nel suo modo? Ma quando trovano Gesù, Gesù conduce al modo giusto. Cosa c'entra in questo testo? Questo esempio, nel testo che abbiamo letto sulle parabole, su sensibilità, la riconoscenza di che i Gabaoniti hanno capito, compreso che il Dio di Israele era un Dio potente. Se noi leggiamo Salmo 46, noi vediamo il salmista dicendo così: versetto 6 del Salmo 46, la parola dice: le nazioni rumoreggiano, i re vacillano, egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Questa è potenza o no? Questa è potenza di Dio che parla e la terra si scioglie. Chi rimane davanti al Signore? Se noi leggiamo Isaia, il profeta Isaia, noi vediamo Isaia dicendo: ah, Signore, che perirò perché ho visto Dio. I miei occhi hanno visto il Signore. Lui ha riconosciuto lì la potenza di Dio e sapeva che la potenza di Dio non cammina insieme con l'umanità nostra, ma che nel riconoscere la potenza di Dio noi riceviamo la grazia di Dio e diventiamo come sensibili. La sensibilità spirituale non viene tramite la potenza, viene tramite la grazia. Riconoscere, sì, è tramite la potenza. Se noi diamo opportunità a tutti qua oggi per dire un po' come tu hai conosciuto Dio, ci saranno persone che io ero in una valle. Difficilmente una persona si converte, accetta Gesù, si consegna a Cristo perché da niente, perché voglio Gesù. Difficilmente, ci sono, ma difficilmente. La maggior parte hanno affrontato la valle di ombra di morti e hanno visto la potenza di Dio in mezzo alla valle che li salvava, che li faceva vedere che Dio è anche fuoco consumante. Quante persone hanno bisogno di passare per l'ospedale, per un carcere, per un incidente, per un intervento, per una perdita, per riconoscere la potenza di Dio. È vero o non è vero? Io ho avuto questo a casa. Mio papà,
duro, duro come un sasso. Ma nel primo momento che la sua salute è stata toccata, ha visto la potenza di Dio e ha gridato: perirò perché ho visto la potenza di Dio. E Dio presenta a Gesù la grazia: entra per questa via, perché se tu non entri morirai. La potenza di Dio ammazza, ma la grazia di Dio salva, vivifica. È vero. Perché Dio è fuoco consumante e la nostra umanità non sopporta la sua potenza, ma la grazia di Dio, ecco. Per questo noi sentiamo grazia. Quando noi usiamo l'espressione c'è la potenza di Dio, è la manifestazione della grazia di Dio, perché se Dio manifesta la sua potenza, consuma tutto, distrugge tutto, ammazza tutti. È la manifestazione della grazia, che si manifesta tramite lo Spirito Santo, che consola, edifica. È diverso, no? Ma la potenza? Ma ognuno di noi abbiamo riconosciuto questa potenza, che se noi non ci fossimo piegati, eravamo ammassati. Ma quando ci pieghiamo, la grazia arriva e dice: applaca, accalma, tranquillizza, neutralizza la potenza, e dice: no. Per questo c'è verso. Loro hanno riconosciuto la potenza, e la Bibbia dice ancora nel capitolo 9 che loro, cosa succede? Quando hanno saputo, quando gli ebrei hanno saputo la verità, volevano ammassarli, ma non hanno potuto ammassarli, perché c'era già una alleanza. Loro volevano ammassarli, ma non poteva. Versetto 26 dice del capitolo 9: Giosuè li trattò dunque così, li liberò dalle mani dei figli di Israele, perché questi non li uccidessero. Morti? No. Fratelli, la condanna che era su di noi era condanna di? Perché lo stipendio del peccato è là, ma il dono gratuito di Dio è la vita. Alleluia! Gloria! È la vita eterna. E ci sono persone cercando Dio per una macchina, altri cercando Dio per una casa, altri cercando Dio che li trovi una casa in affitto, cose banali. Fratelli, sulla nostra spalla c'è scritto morte. Noi dobbiamo cercare il Signore per vivere, ma non vivere sulla terra soltanto, ma vivere in eternità, perché il dono gratuito di Dio è la vita eterna. Perché tutto qui passerà. Per loro non importavano, no, non importava che come dovevano vivere, cosa dovevano fare, loro volevano vivere, capito? I Gabaoniti volevano soltanto vivere. Gloria! E ci sono persone che hanno perso il piacere di cercare Dio per la vita eterna. Perché tu cerchi il Signore? Perché tu cerchi Gesù? Noi andiamo a Firenze, vediamo tante chiese bellissime. Erano persone che amavano Dio e che purtroppo con la loro mentalità e con l'insegnamento sbagliato che hanno dato e si sono approfittati di loro, dicevano: dai questo per avere la vita. Era questa la promessa, sì o no? Una croce di oro, una porta di oro, una pittura, un quadro, tutto per avere un posto qui. Questa generazione, che noi diciamo di loro idolatri, è peggio degli idolatri,
perché almeno nella loro idolatria cercavano per un proposito giusto di avere la vita. Facevano di modo sbagliato, ma per un proposito, e noi nemmeno questo facciamo, perché la vita eterna non ci interessa. Vogliamo questa vita. Crema per vivere più, pasticche per vivere più, palestra per vivere più. Facciamo tutto per avere di più qua. È buono questa vita, è buono essere qui. Ma perché noi diciamo, fratelli, che vogliamo questa vita e non parliamo della vita eterna? Perché noi facciamo tutto per questa vita e non aggiungiamo tesori per l'eternità? Non è come loro facevano di modo sbagliato, acquistando terreno, costruendo chiese per avere vita eterna. Non è così. Non si acquista la vita eterna tramite le cose, si acquista la vita eterna tramite Cristo, è Lui che ci dà. Per i Gabaoniti non interessava se loro dovessero lavorare, essere servi, perché prima erano principi, ma si sono spogliati per essere servi, perché sapevano che nella servitù c'era la salvezza. Sa chi comprende questo? Chi è sensibile. Ma sa chi può essere sensibile? Chi riconosce. E tu sai e riconosci che tu non eri per essere qui oggi. C'era una condanna di morte sulla tua vita. Se il nemico potesse, ti aveva già ammazzato, tolto la tua vita. Un giorno ero in macchina con un fratello e c'era un uomo per la strada ubriaco, caduto, e il carabiniere era lì, che lui faceva un casino. E quel fratello mi ha detto: un giorno, pastore, io stavo in quella strada e so che Satana voleva che io mi tornasse peggio di quell'uomo. Se noi pensiamo a chi eravamo, cosa facevamo, qual era il piano del nemico per la nostra vita, per la nostra famiglia, fratelli, questo è riconoscere. I Gabaoniti hanno detto: se io non mi rendo, se noi non ci arrendiamo, la spada verrà e ci ammasserà e ci toglierà il capo. Noi dobbiamo riconosciamo che Dio è Dio. E allora sono diventati sensibili, perché hanno detto: vogliamo essere vostri servi. E per la loro disponibilità, sensibilità, sono diventati partecipi. Hanno vissuto in mezzo a Israele, sì o no? Sono stati risparmiati, non sono stati ammassati. Dovevano essere ammassati, ma sono stati risparmiati. Ah, pastore, ma loro dovevano diventare spaccasasso, spaccapietra, uno che spacca le pietre. Era il servizio più duro che aveva. Era il servizio più rustico che c'era. Loro hanno preso proprio il posto più difficile che nessuno voleva avere. E ci sono persone che si lamentano molto di quello che hanno, di quello che fanno, di quello che sono. Io non sono nulla in chiesa. Abbiamo avuto una festa ora, no? È stato difficile organizzare i gruppi. Sa perché? Perché a volte in mezzo alle persone troviamo difficoltà per dire: tu puoi rimanere con la pulizia dei bagni? Perché non è un posto di onore. Per tanti, no? Mi ricordo giovane che ero, il mio primo impegno in chiesa era pulire la chiesa. Fratelli, una chiesa
persone grandi, giganti. Le banche, tutto di legno, quel legno rustico, pesante. E io muovevo tutto per lavare, perché sapete, no? In Brasile com'è? Non c'è moscio, è acqua, sapone e la scopa. Dopo veniamo con uno strappo di pano, di tessuto, raccogliendo quell'acqua e stringendo dentro il secchio. E quel secchio di acqua al water, di tutta la chiesa. Io facevo, lasciavo la chiesa. Dopo che finivo tutto, c'è la cera, un po' di cera, le sedie, il pulpito, i bagni, sistemavo tutto. Ma quello per me era un onore. Era un onore. Perché non importava cosa facevo, importava che potevo fare. Che se Gesù non avesse salvato la mia vita, io ero a pulire magari un bagno di un carcere. Alleluia! Avete pensato che se Gesù non entrasse nella tua vita dove tu eri oggi, i Gabaoniti non si importavano con la posizione che avevano ricevuto da Giosuè, che dovevano spaccare pietra. No, a loro non importava quello. Sa cosa importava? Era che loro sono stati risparmiati, vivi e partecipi. Quando noi riconosciamo, siamo sensibili, siamo partecipi. Ci sono persone che non riescono mai a essere partecipi perché non riconoscono mai. Vogliono un trono accanto al del Signore o al di sopra del Signore, come la mamma di Giovanni e Giacomo. Maestro, posso chiederti una cosa? Sì, dimmi, sorella. Quando tu sarai nel tuo regno, tu puoi mettere una sedia, un trono a tuo fianco per un figlio e un altro per l'altro figlio. Ci sono persone che stanno cercando di servire il Signore soltanto per la posizione. Ho sentito da un operaio, pastore, quello che non è la nomina. Io faccio di già. Questi uomini che sono stati consacrati non sono stati consacrati per fare l'assemblea, la chiesa riconosce che loro facevano di già. E è questo il Vangelo, e è questo il regno di Dio. Non è la nomina che fa l'operaio, è il servizio, è la loro riconoscenza, è la loro sensibilità alla causa che lo fa partecipi. E partecipi fa avere nomi. E quelli che erano Gabaoniti sono diventati ebrei. Erano ebrei di ebrei? No, ma erano in mezzo agli ebrei. Noi siamo ebrei di ebrei? Non siamo, ma siamo salvati per la grazia di Dio e siamo partecipi dello stesso regno che gli ebrei parteciperanno. Alleluia! Perché abbiamo riconosciuto, siamo rimasti sensibili e adesso siamo partecipi del regno, della causa del Signore. Non importa avere tutta la conoscenza, è importante averla. Quando Gesù parla in parabole, loro avevano la capacità di discernere, ma non hanno voluto perché chi parlava è Gesù. È Gesù che parla, allora no, io non riconosco la persona di Gesù. Quindi se non riconosco la persona di Gesù, non voglio capire, essere sensibile a ciò che Lui parla, alle sue parole. Quando noi non riconosciamo, non saremo mai sensibili a quello che sentiamo, che vediamo. Si può presentare tutto,
Ho detto oggi a una persona, ho detto, sai, è molto difficile essere pastore di chi non riconoscere il pastore. È difficile o no? Perché tu non riesci a parlare con quella persona, riesci? Un giorno una persona, è perché io non mi sento curata. Non ti sentirai mai curata, perché? Perché tu non ti senti pecora di questo pastore. Tu sei pecora dei tuoi ideali, delle tue ideologie, dei tuoi pensieri, dei tuoi ragionamenti. Come verrà curata? Mai, perché è bloccata, è chiusa. Quando una persona riconosce, è aperta la sensibilità, allora è pronta per ricevere le parole di Gesù che aggiusta, che mette in regola, che incoraggia, sì o no? Ricevi tutto, è il pacchetto completo che Gesù c'è, ma c'è per chi è sensibile, ma chi è sensibile è solo coloro che riconoscono. Tu puoi essere un visitante, ma non sarai mai partecipe come uno che fa parte, perché uno che fa parte, perché è sensibile alla causa, ha detto no, questa causa io condivido, perché riconosce che questo chi è? Questo è uno che viene dal Signore, è uno che parla dal Signore. Quando noi riconosciamo, siamo sensibili e siamo partecipi. Molte volte noi abbiamo una posizione molto bella, come quella di Nicodemo, un uomo degno, ma degnità non vuol dire salvezza. Salvezza vuol dire dignità. Ma dignità non vuol dire salvezza. Integrità non vuol dire salvezza. Salvezza vuol dire integrità. Correttezza, sincerità, verità. Salvezza vuol dire... Ma uno che è vero, che è integro, non vuol dire salvezza. Perché la salvezza viene dalla riconoscenza. Perché io posso essere sincero per un ideale. Io posso essere una persona giusta per un ideale. Io posso essere un educato per un ideale mio, per un pensiero mio. Come i Gabaoniti. Avevano la loro cultura, il loro modo, i loro idoli, ma quando loro riconoscono, loro sono capaci di abbandonare tutto. Riconoscere vuol dire abbandonare tutto. Sei capace? Siamo capaci? Quando noi riconosciamo, noi abbiamo disponibilità di abbandonare tutto. E quando abbandoniamo tutto, noi diventiamo sensibili alla volontà del Signore. Che ci chiama di cosa? Di pecora. Chi vuole essere pecora in un mondo di lupi? Diceva stamani a Firenze. La prima cosa che i colleghi dal lavoro che tu non ti comporti uguale, che ti chiamano è di scemo, scusate la parola. È così o no? Un uomo nel lavoro che non guarda una donna, come tutti altri, è scemo. Allora, che sei? Quando noi riconosciamo Dio, noi ci arrendiamo e diventiamo ciò che Lui ci propone di essere, pecora. E pecora non ha bisogno di essere uguali al mondo, non ha bisogno di fare uguale al mondo. No, pecora non ha bisogno di sviluppare le opere della carne. Se uno è con me duro, io sarò duro. Se uno mi risponde, io risponderò uguale. Se uno mi affronta, io affronterò uguale. Se uno mi dice una parolaccia, io dirò 2 parolacce. Fratelli, noi non abbiamo bisogno di essere uguali.
e non abbiamo proprio bisogno perché siamo in un altro livello. Lasciamo il mondo vivere il mondo, lasciamo quei popoli, come dice la parola, i Gebusei, i Feresei, gli Amorei, i Cananei, lasciamo loro vivere nel loro modo, ma noi che eravamo come loro abbiamo deciso di riconoscere, di accettare e di seguire. Abbiamo avuto una conferenza straordinaria e quello è importante. Abbiamo ricevuto forza, grazia, abbiamo ricevuto rinnovamento, abbiamo ricevuto incoraggiamento, ma la vita cristiana non è solo di festa e di conferenza missionaria. Finisce e continua la vita. La parola fagioli, come noi diciamo in portoghese, fagioli, riso e carne. Come per gli italiani, è pasta, è la pasta. È pasta con fagioli, è pasta con zucchine, è pasta con questo, ogni tanto un risottino. Ma la base è la pasta, sì o no? Ma ci sono persone che vogliono vivere solo di McDonald's, di pizza. Non è che sto dicendo che ciò che abbiamo ricevuto è McDonald's di pizza. No, è stato anche sostanza forte. Ma essere convinti in quel giorno, la chiesa è piena di gente che vengono di fuori, un predicatore di fuori che è qui a parlare, questo, fratello, è la cosa più facile che ha. Ora viene la sfida di essere presbitero, diacono, credenti con la chiesa del quotidiano. Nella chiesa del quotidiano cosa c'è? Ci sono problemi, sì o no? Malattia, difficoltà, mancanza, incomprensione, lotta. È così o no? Nella festa, chi voleva parlare di lotta? Nessuno. Uno mi è venuto, pastore, c'è un problema. Il problema oggi non c'è, fratello. Lasci stare. È vero o no? Perché era giorno di festa, lasciamo i problemi di lato. Diciamo così. Ma il quotidiano è che fa il credente. Dopo che Filippo ha ricevuto quella potenza, quella grazia e è stato battezzato, Filippo non, l'Etiopi, da Filippo. Filippo ha continuato con lui? Con chi è tornato a casa? Con il suo carro, con il suo cavallo e con i suoi problemi. E questa è la differenza del Vangelo. Che molte volte il scenario non verrà cambiato, ma la nostra vita viene cambiata. Perché non importa se siamo ancora nel deserto come gli ebrei. No, i Gabaoniti potevano dire, ma che facciamo? Saremo servi di un popolo che non ha nemmeno una terra? Sì o no? Saremo servi di un popolo che non ha casa, che vivono sotto le tende? È vero o non è vero? Io dico sempre qua, è più facile fare parte di una missione, di una chiesa, che ci sono già i musicisti, i predicatori, quello che fa questo, che è tutto organizzato, che è tutto pronto, che è tutto già a posto, perché c'è già tutto funzionante. Ma guardare la tenda, la manna, perché ancora c'era manna, soltanto nel capitolo 14 di Giosuè, che la Bibbia dice che loro, quando hanno eretto un altare, nell'altro giorno hanno mangiato il frutto della terra, nell'altro giorno cessò la manna. Ma lì loro ancora mangiavano la manna. I Gabaoniti cosa hanno mangiato? Carne? Essere partecipi è così. È piangere con chi piangi e sorride con chi
sorride. Essere partecipi è essere presenti nella bonaccia e anche nella tempesta. Gesù c'è stato sulla barca anche quando c'era la tempesta. Quegli uomini farisei non hanno potuto e non volevano riconoscere e capire le parabole. No. Chiudevano proprio le orecchie. No, questo non voglio. Ma la Bibbia dice che tutti quanti, sta scritto nella lettera di Giovanni, tutti quanti hanno ricevuto, lui ha fatto figli, partecipi. Stessa lettera di Giovanni, capitolo, versetto 1. Tutti quanti hanno ricevuto sono stati fatti figli. Magari tu possa dire, io ho tanti difetti, tanti problemi, tante difficoltà. È vero che io ero come quei gabaoniti, increduli, duri di cuore, ma non potevo rimanere in quella condizione perché ho sentito parlare della fama del vostro Dio. Chi poteva essere oggi qui non è. È come la casa di Simone e la prostituta che era dentro casa sua. Lui riceveva Gesù e non ha lavato i piedi di Gesù, non ha fatto niente. Riceveva lui come un politico. Invece la donna prostituta era lì ai piedi di Gesù, che piangeva e lavava i suoi piedi con le sue lacrime e asciugava con i suoi capelli. E Simone ha detto, giudicando Gesù, ha detto, ma tu sai chi è lei? E Gesù ha risposto, sai Simone, io sono entrato in casa tua, tu non mi hai lavato i piedi, non mi hai baciato, non mi hai fatto niente. Invece lei, da quando sono arrivato, che lei è davanti prostrata ai miei piedi, che piange e lava i miei piedi con le sue lacrime, asciuga con i suoi capelli. Sa perché? Perché nelle immensitudini del peccato, a chi è stato più perdonato i peccati, questi riconoscono di più. Io non so te, ma io so perché sono qui oggi. Non facevo parte, non avevo diritto né parte, ma lui ha accettato la mia domanda. Come i Gabaoniti, io voglio essere soltanto servo e niente di più. Amen? Vogliamo essere servi? Non ho niente da offrirvi. Non ho niente da dire, oggi Dio, perché a volte uno per fare un altro venire, Dio ha una chiamata grande nella tua vita, tu sarai questo, quell'altro. Diceva una persona un giorno di questo, oggi guardare te e dire che tu sei, Dio ha una chiamata nella tua vita, in questa condizione che ti vedo non è facile, ma quando io ti ho conosciuto, che ti ho visto in quella condizione, dire non sono stato io proprio, è stato Dio che mi ha fatto vedere e che mi ha detto quello che tu saresti. Allora, fratelli, è facile oggi dire la sorella Ivanetta è una benedizione. Oggi è facile. È facile dire a me, Victor, è una benedizione. Oggi è facile. Ma quando ero quel ragazzo ribelle, è facile dire oggi che tu sei una benedizione o no?
sei qua seduto, ascoltando la parola, cooperando nell'opera di Dio. Ma prima, sa chi ha avuto veramente pazienza con noi? Il Signore. Lui ha avuto pazienza con noi. Perché se Giosuè e il popolo di Israele sapessero o fossero consapevoli di chi era quella gente o da dove veniva, accettavano? Alleluia! Gloria! Ma il Signore ha accettato la mia domanda e la tua domanda e ha detto: tu oggi sei parte mia, tu fai parte del mio corpo, tu fai parte della mia chiesa, tu fai parte del mio popolo, tu fai parte del mio regno. Alleluia! Io non sono qui a offrire, fratelli, oro, argento, una vita di successo. Io sono qui per offrire vita eterna, perché questo posso offrire perché Lui mi ha garantito. Il resto, Lui, come dice Matteo 6,33, e altre cose Lui sopraggiungerà. È così o no? Allora, altre cose sopraggiungerà. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e altre cose vi saranno sopraggiunte. Amen? Che Dio ci benedica. E vorrei anche salutare chi è con noi su internet tramite YouTube. Che Dio vi benedica abbondantemente. Lasciate il vostro mi piace, condividete perché questa parola possa arrivare a altre persone e che possiamo tutti cercare la vita eterna nel Signore, perché questo è ciò che vale. Altre cose passano, ma se Gesù oggi torna, io so dove andrò, ho la certezza, non perché sono bravo, ma perché mi ha garantito Lui. Giovanni 14. Non turbate i vostri cuori, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del mio padre ci sono molte dimore e se non fosse così non vi avrei detto. Vado e vi preparerò luogo, perché dove sarò io sarete anche. E questa è la mia promessa. Io ho una promessa, amen. La mia è questa. Il resto si sarà, se non sarà, fratelli, eccomi qua, Signore. Voglio essere servo e niente più. Gloria al Signore. Oh Signore, tu mi salvasti, oh mio Signore, dal mondo dove vivevo. Quale amor mi copristi con tuo sangue, mi riempisti della tua vita. Vita eterna tu m'hai dato, oh mio Signore, alla croce quando moristi. Quale amor, quella croce su Calvario, dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Oh Signore, tu mi salvasti, oh mio Signore, dal mondo dove vivevo. Quale amor mi copristi col tuo sangue, mi riempisti della tua vita. Vita eterna tu m'hai dato, alla croce quando moristi. Quale amor, quella croce su Calvario, dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo,
dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Amen. Chi è felice con Gesù dica amen. Gloria a Dio. Questo è che vale, no? Questo è che vale. Mettiamoci in piedi, fratelli, che Dio ci benedica. Gloria al Signore. E vorrei dire che sabato noi avremo l'incontro degli uomini, sabato. Amen. Vorrei invitare tutti i miei fratelli uomini per questo incontro. E il giorno 6 dicembre ci sarà l'incontro per le coppie. Amen. Ora con gli uomini, che abbiamo detto, no? Un mese sì, un mese no. Allora, mese scorso abbiamo fatto con le coppie, questo mese con gli uomini e 6 dicembre faremo con le coppie di nuovo, ok? Quindi dove ci riuniremo? Che ho detto per gli uomini? Firenze? Allora, noi ci incontreremo alla base di Firenze, che abbiamo fatto l'altra volta qua e ora faremo là, ok? E ci alterniamo un po', così raggiungiamo a tutti, vediamo se anche là i fratelli di là vengono e partecipano. Sarà importante. Vorrei chiedere a tutti di non mancare, agli uomini, che stiamo parlando di cose importanti. È un tempo breve, alle 6 ci incontriamo, è un'ora e un quarto, siamo già liberi e dopo ognuno va a casa sua a essere con la sua famiglia o a lavorare, ma un'oretta, un'ora e un quarto che dedichiamo per crescere insieme. Amen? Quindi sabato alle 18 nella base di Firenze Centro, ok? Che Dio ci benedica e continuiamo in preghiera per i nostri fratelli. Sono molto felice per la vita di Alba, che Dio la benedica e so che il Signore che ha iniziato l'opera nella tua vita porterà a compimento. Signore, la tua forza. Amen? Siamo in preghiera per te. Gloria a Dio. Fratelli, ringraziamo Dio per questa sera benedetta. Mercoledì c'è il nostro progetto Non sei solo qua, alle 9 c'è la preghiera fino alle 11 e dalle 11 in poi c'è il progetto. Amen? Continueremo con il bazar per beneficenza, ok? I fratelli che vogliono venire per acquistare vestiti, che ci sono anche belli vestiti, possono venire perché questi soldi sono rivertiti per l'opera missionaria di quello che svolgiamo. Abbiamo ricevuto questo di donazione per questo proposito. A me un fratello che ha un negozio che era di questa chiesa e ha detto: pastore, io sono un po' lontano dal Signore, ma riconosco che il Signore è con voi e mi piace molto la vostra missione e so che un giorno tornerò. Ho detto: siamo in preghiera per te e preghiamo per lui, preghiamo per la sua famiglia e che possa essere con noi. Ma il Signore lo ha benedetto molto. Il problema è che lui riconosce la Chiesa, ma deve riconoscere Dio. E ha detto: vieni che ho 6 buste, mi ha dato tutto con etichetta, cose nuove. E quindi ha detto: questo è per dare una mano per il progetto, che so che fate un bel progetto e so che la spesa è grossa. E quindi se vendete a poco riuscite a ricavare qualcosa per aiutare nei progetti. Amen? Quindi i fratelli sono invitati a venire a partecipare mercoledì di questa tenda missionaria. Amen? E dopo c'è il pranzo con tutti gli amici, no? Dico che è il pranzo dell'amicizia. Gloria al Signore. Fratello Talis, concludi il culto stasera.
agradecendo, Senhor, per questa meravigliosa parola. Eu estou tentando imparar, né, italiano. Piano, piano. Preguem per me, pregate per me, para eu imparare veloce para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela vida do pastor João. Continua, Senhor, ajudando o Teu filho, dando a cada dia a Tua graça, dando força. Restaurando a cada dia, Senhor, a sua saúde, Senhor. Te louvamos pela vida dele, pela sua esposa, a irmã Priscila. Continua, Senhor, ajudando este casal, Senhor, a fazer a cada dia a tua obra, com amor e dedicação para a glória do teu nome. Muito obrigado por tudo. Continua, Senhor, abençoando toda a tua igreja, Senhor. Que o Senhor nos leve em paz para nossos lares. Nos dê, Senhor, logo mais um sono restaurador para a glória do teu nome. E uma semana abençoada na tua presença, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção dos apóstolos, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor para todo sempre. Amém.